l'energia nucleare dovrebbe essere gradualmente eliminata nell'Unione Europea? Una domanda che giro a Smeraglia e poi agli altri ospiti. Beh, mi porta a nozze su questo, perché se il referendum sul nucleare è stato fatto in Italia, è grazie all'Italia dei Valori che ha raccolto 1.200.000 firme, per cui noi siamo antinuclearisti anche in Europa. Anche in Europa noi abbiamo depositato alcune nostre proposte per quanto riguarda il nucleare, per cui io credo che da questo punto di vista ci trova a favore. Volevo però aggiungere una piccola cosa. Italia dei Valori si è presentata da sola alle elezioni europee perché ovviamente si parlava prima di superare lo sbarramento del 4%. Noi abbiamo pensato che presentarci con la nostra faccia, con le nostre persone, quel sbarramento riusciamo a superarlo. Tanto per dire, noi il gruppo di riferimento europeo è l'LDR, dove l'amico fa parte anche, è vero, io l'ho conosciuto anche di persona, quindi posso dire, però noi abbiamo detto i liberal democratici europei, che è la terza forza del Parlamento europeo. Noi in quel caso abbiamo detto ci presentiamo da solo, però noi facciamo riferimento a quel modello. Gosetti, stessa domanda. Ecco, il nucleare, allora io dico subito che sono favorevole perché è una fonte di energia che oggi la tecnologia ci permette di ottenere in modo sicuro. Affrontarla con i timori e le incertezze perché non si conosce, perché chi dice di no al nucleare lo dice legittimamente su una base di una certa, come dire, insicurezza, perché non conosce il tema e non conosce il problema. E quindi io dico sì al nucleare, ovviamente il nucleare sicuro, il nucleare gestito con oculatezza, con senso di responsabilità per quanto riguarda le generazioni presenti e quelle future, chiaro, non il nucleare tanto però il nucleare secondo me rappresenterà una fonte, il sangue della nostra economia a costo basso, anche perché l'energia abbiamo visto che è la scommessa mondiale dell'indipendenza degli stati e quindi non possiamo sottrarci a questa sfida e quindi senza pregiudizi e senza niente sì al nucleare. Potevano esserci anche molte altre domande, abbiamo finito però il nostro